Altri Noi siamo tifosi del originari Palermo a di Livigno, poi da dove viviamo arriva? da Palermo. 12 anni a Bolzano. Quindi bel viaggio. Che impressione vi Spero siete non fatte apposta dopo per il questi ritiro, primi oppure sì. giorni? Si sta costruendo una bella squadretta, il gruppo sembra affiatato. Tra l'altro è di questa mattina la notizia, Aurelio e Soleri soprattutto sono andati via, cosa ne pensate? Penso che erano due giocatori abbastanza importanti, però è giusto anche un po' rinnovare la squadra per cercare di dare il massimo, per cercare di raggiungere l'obiettivo della A. Ora arrivano anche nuovi volti di calciomercato, qualche nome si è fatto, Henry, Nicolau, pensieri? Ripeto, penso che il mercato si sta un po' muovendo, sicuramente si cercano dei nomi altisonanti, però intanto ci accontentiamo sperando che si inizia bene la partita, insomma. Le maglie vi piacciono? Sì, le maglie sono abbastanza belle, abbiamo già visto, siamo tornati da Palermo dopo giustamente la sponsorizzazione, quindi aspettiamo di ritornare per acquistarle. Non vivete più a Palermo da qualche anno, qualche trasferta, visto che ieri è uscito il calendario? Sì, abbiamo già Modena, qualche altra trasferta, ma noi ci muoviamo, quindi siamo sempre un po' in giro. Ritorniamo a Palermo, siamo contenti che a settembre ci sarà Südtirol Palermo e quindi sempre forza Palermo. Ho notato la cover di Brunori, si parla un sacco di Brunori, tu cosa ne pensi? Che per me resterà, cioè spero che resti. E che secondo me magari per ora che è serio, magari perché si sta solo concentrando per bene e che non c'è bisogno di scrivere magari quei commenti. Anche perché è andato via Soleri, una bella perdita a livello umano. Sì, però magari speriamo di acquistare dei giocatori che sono al loro stesso livello. La magliettina nuova la comprerai? Sì, già c'è andata la nonna a comprarmela, quindi è già a casa che mi aspetta. Tu allo stadio ci vai, no? Ovviamente, se la sorte è stata a Palermo. Torniamo perché siete già in tanti a vedere la nostra diretta. Ricordo che siamo live anche su YouTube oltre che su Facebook. L'invito è sempre lo stesso, a lasciare un commento. E dunque andiamo a vedere quello che è avvenuto nel corso dell'ora e mezza di gioco. Intanto immancabile il trattore che va a sistemare il terreno di gioco, ma del resto ci siamo abituati, siamo pur sempre a fine allenamento, quindi può starci. Seduta di allenamento che è iniziata con il classico Torello, l'abbiamo anche visto nel reel che abbiamo condiviso, che abbiamo caricato sulle nostre pagine Facebook e Instagram, e di conseguenza vi invito come di consueto a seguirci oltre che su Facebook e su YouTube, che sono appunto i canali in cui state potendo guardare le dirette, anche a seguirci appunto su Instagram, su X, ovvero sia Twitter, su TikTok e sul nostro sito www.sportisili.it, che è appunto la casa dello sport siciliano, dove potrete vedere le notizie di tutto lo sport siciliano a 360 gradi. Tra l'altro la giornata a livello editoriale sul sito l'abbiamo inaugurata con la notizia che abbiamo colto non appena siamo giunti qui al centro sportivo Acquagrande in mattinata, ovvero sia con l'assenza di Edoardo Soleri e di Giuseppe Aurelio, i quali non sono entrati in campo quest'oggi. A dire la verità non sono rimasti oltre la giornata di ieri al centro sportivo Acquagrande, i quali in quanto appunto si sono trasferiti in direzione La Spezia, o comunque verso lo Spezia, dove proseguiranno la loro carriera, e naturalmente auguriamo loro il meglio dopo aver fatto comunque qualcosa di importante con la maglia del Palermo. Iniziamo a leggere qualche commento. Ci viene chiesto da Massimo Benigno, ci viene detto: se siete professionali dovete anche intervistare chi non è favorevole alla permanenza di Brunori. Questa comunque è una situazione, noi naturalmente raccogliamo le opinioni dei tifosi che sono qui presenti a Livigno, all'Acquagranda, i quali comunque ci dicono il loro parere. Naturalmente la speranza del tifoso che vuole soltanto il bene del Palermo e pensa soprattutto al bene del Palermo è quello naturalmente che un giocatore che è stato capace di segnare praticamente la media di 20 gol a stagione, anzi qualcosina in più, la permanenza, magari, chissà, anche con un modo per gestire meglio la situazione, visto che comunque ai tifosi, e questo c'è ben
chiaro, anche semplicemente leggendo i commenti, vedendo un po' cosa accade nei social, non è piaciuto il modo di gestire anche la comunicazione da parte del capitano. Naturalmente noi siamo qui non tanto a fare opinione quanto a fare cronaca, quindi il parere dei tifosi è sovrano. I tifosi sostengono che alcuni tifosi sostengono che la vita calcistica di Matteo Brunori al Palermo sia giunta ad una conclusione, ma questo naturalmente non saremo noi a stabilirlo, saranno soltanto gli attori protagonisti di questa vicenda, ovvero sia l'attaccante italo-brasiliano, il City Football Group e anche ovviamente il Palermo nelle sue componenti tecniche, a partire dal direttore sportivo De Santis, da mister Dionisi e l'amministratore delegato Giovanni Gardini. Naturalmente il nostro non è un modo di fare così democristiano, ma è fare cronaca. Roberto Affronti, calciomercato novità. Le novità sono quelle che vi raccontiamo praticamente dall'inizio della mattinata, ed è anche quello che vi abbiamo detto all'inizio di questa live, ovvero Giuseppe Aurelio ed Edoardo Soleri non fanno parte del gruppo a disposizione di mister Dionisi, dopo aver effettuato una seduta di allenamento a parte molto blanda della mattinata di ieri, hanno goduto insieme al resto della squadra del pomeriggio libero e poi si sono spostati alla volta di quello che sarà il centro medico, dove effettueranno le visite mediche con lo Spezia, prima di ratificare un'operazione di mercato che vedrà per l'appunto Peppe Aurelio ed Edoardo Soleri vestire la maglia bianconera dello Spezia, guidati da Luca D'Angelo, e il percorso inverso lo farà Dimitris o Dimitrios, visto che c'è anche qui una piccola diatriba sul nome di battesimo del centrale difensivo greco, il quale sbarcherà alla corte proprio di mister Dionisi. Si parla, oltre che dell'inserimento nella trattativa di queste due contropartite tecniche, altri tifosi del Palermo a Livigno. Voi da dove arrivate? Palermo. Quindi bel viaggio, spero non apposta per il ritiro, oppure sì? No, apposta per il ritiro, noi siamo degli abituati del ritiro, l'anno scorso a Pinzolo e ormai è diventata un'abitudine, una bella abitudine. Seguiamo il Palermo in ritiro e con tutto annesso e connessi, siamo tifosi a 360 gradi. Partiamo dalla maglia, perché vedo la maglia dello scorso anno, la maglia 24-25, piace? Sì, assolutamente sì, è bella, è fatta bene, con gusto, soprattutto la terza è proprio interessante, però le maglie del Palermo sono belle a prescindere, guarda, basta siano rosa-nero, poi le varie sfumature non ci interessano. Quindi la compriamo? Assolutamente sì, quando sarà disponibile sicuramente. Per quanto riguarda la squadra, sono andati via Soleri, Aurelio, arriveranno altri giocatori? Guarda, questo è fisiologico, accade, è normale che sia tutto in movimento, la squadra è competitiva già di suo, adesso arriveranno degli innesti che la miglioreranno, siamo fiduciosi, la società è importante, bisogna farli lavorare serenamente, non avere smanie, prima o poi accadrà quello che deve accadere. Io vedo step by step, noi l'anno scorso avevamo a Pinzolo un ritiro in comune con il Torino, quest'anno siamo qua in esclusiva, hanno fatto un accordo con l'ATP di Livigno, guarda che campo che c'è, che spettacolo, quindi tutti questi sono segnali che bisogna comprendere. Il tifoso palermitano deve darsi una calmata e sapere aspettare, che poi prima o poi succederà qualcosa di magico. A proposito di qualcosa di magico, il campionato del alle porte, il calendario è uscito, ultima partita Palermo-Frosinone. Ecco, io mi auguro che non servi a nulla perché Palermo sia già in Serie A da qualche giornata, però se non dovesse accadere o festeggeremo con il Frosinone oppure aspetteremo un altro anno, ma prima o poi accadrà. Bisogna avere, per essere coerente a quello che dicevo prima, un po' di tranquillità e serenità. Tutto, vedi, adesso abbiamo un gruppo unito, questo è un grande allenatore, mi piace moltissimo, dopo la delusione dell'anno scorso per come è stato trattato Corini, è stato veramente una cosa bruttissima. Adesso noi facciamo lavorare serenamente tutti e vedrai che andrà tutto a buon fine. Forza Palermo. Da Palermo a Livigno con la passione per i rosa. Assolutamente, assolutamente. Anche quest'anno ci uniamo al ritiro del Palermo. L'anno scorso eravamo in Trentino, quest'anno veniamo a Livigno. Tra l'altro per ora c'è un po' di attesa per capire la situazione Brunori, tu cosa ne pensi? Io spero che il capitano resti, deve avere la giusta voglia, la stessa passione che gli abbiamo visto negli occhi nell'anno della Serie C.
se ritorna quel fuoco il capitano tutta la vita. È chiaro che se non sta più bene, la gente che non sta bene deve andare da altre parti, come è capitato per Soleri. Io penso che anche Soleri non gli bastavano più i 10 minuti a fine partita, se li è meritati, se li è guadagnati, e un tifoso intelligente palermitano deve anche accettare questa scelta. Poi è arrivato in cambio qualcun altro sicuro, quindi magari viene a rinforzare il nostro reparto. Tra un mese comincia il campionato, però per il Barbera il campionato inizia il 29 agosto, c'è tanta attesa. Sì, e noi ci saremo chiaramente. Ci saranno le prime 3 partite in trasferta, abbiamo visto, a quanto pare è stata una richiesta anche della società. Bene, significa che c'è un progetto importante. Ce ne andiamo in trasferta, poi il 29 magari c'è pure meno caldo al Barbera e ci andiamo a fare la partita serale. E intanto ci si va a fare l'abbonamento. L'abbonamento è fisso ogni anno, non si può prescindere da quello. Di Dionisi che ne pensi? Dionisi è un ottimo allenatore, ha anche delle varianti del 4-3-3 interessanti. Speriamo che il pubblico palermitano sia all'altezza di Dionisi, perché il problema negli ultimi anni è stato quello, secondo me. Troppa pressione, lasciamoli giocare. Un anno può essere importantissimo, un anno può andare meno bene, però il progetto c'è, quello è l'importante. Ci siamo tornati, vi chiediamo scusa per il piccolo problema tecnico che è avvenuto proprio prima di mandare la clip, in tal senso ringrazio Antonio Massaro, oggi ci stiamo invertendo, ci stiamo alternando, ribadisco ancora una volta per i nostri appassionati, a breve arriverà anche Chiara Ferrara, quindi ci darà un'ulteriore mano. Ne approfitto anche per ribadire che Sportizi Le Way va in onda ogni giorno, salvo cause di forza maggiore, alle 13 e alle 18:30, la nostra mezz'oretta di approfondimento. Il nostro obiettivo ovviamente è quello di portarvi quante più informazioni possibili da quello che accade al centro sportivo Acquagranda di Livigno. Prima di tornare alla fredda cronaca, per definirla tale, andiamo a leggere qualche commento, al di là delle segnalazioni di problemi audio e video di cui vi ringraziamo, perché alla fine sono anche i vostri feedback a fare la differenza. In tal senso vi invitiamo a commentare, anche a confrontarvi, come ha fatto prima il tifoso che commentava le parole dei pro Brunori, così semplifichiamo così il discorso. Alessia Alfano dice, probabilmente a proposito del primo dei 2 tifosi della seconda clip: date una medaglia a questo signore, clonatelo vi prego. Ma questo perché accade? Accade perché è clonate anche questo ragazzo, quindi evidentemente il riferimento era proprio a questi 2 protagonisti della seconda parte della clip. Poi naturalmente tutta la clip integrale la potrete vedere sul nostro canale YouTube, ovvero sia appunto Sportisiri TV, che è anche una delle 2 piattaforme dalle quali state vedendo la diretta, dove potrete vedere tutte le dirette qui dal centro sportivo Acquagranda di Livigno. Poi andiamo a leggere sante parole, sempre in riferimento al commento di Alessio sull'intenzione di clonare uno dei tifosi che abbiamo intervistato qui. Naturalmente nei prossimi giorni, qualora ci sarà la possibilità e qualora ci sarà una platea di tifosi, come sta accadendo praticamente dal giorno 1, ne proveremo a sentire altri. Poi ci chiedono chi sono i giocatori che possono essere rilanciati da Dionisi, come lo stesso Di Francesco ha detto stamattina. Questa è una chiave di lettura dalla quale vogliamo ripartire, perché Di Francesco ha fatto capire molto chiaramente che lo stile di gioco che Dionisi dà alle sue squadre può sicuramente giovare, può sicuramente dargli una grossa mano in termini di rendimento personale, ma anche nell'assistenza ai compagni, perché come sottolineavamo nel corso della conferenza stampa, a domanda tra l'altro posta dal sottoscritto, l'anno scorso più che i gol a Di Francesco sono mancati gli assist, e sappiamo bene quanto un giocatore come Federico Di Francesco possa essere fondamentale per quanto riguarda gli assist. E poi, come dice anche bene Alessandro Di Leo, Dario Saric, giocatore che torna a Palermo, torna in Italia dopo l'esperienza in Turchia, dove è stato anche spesso e volentieri eletto uno dei migliori centrocampisti della Super League, che è tutto fuorché un campionato di bassa lega. Vedremo naturalmente quale sarà la sua applicazione agli schemi di Alessio Dionisi, anche quale sarà la sua applicazione con compagni di squadra vecchi e nuovi, perché non dimentichiamo che sì, ha già giocato con Segra, ha già giocato con altri, ma per esempio quella
quella che sarà eventualmente la linea d'attacco. Sono tutti giocatori che sta conoscendo adesso Dario Saric, stessa cosa per Filippo Ranocchia. E a proposito di Filippo Ranocchia, il numero 14, almeno così era lo scorso anno, vedremo anche quando arriverà, ma sarà questione penso di ore, la numerazione ufficiale del Palermo per la stagione 2024-2025, appunto Ranocchia sarà protagonista della conferenza stampa che si terrà proprio qui al centro sportivo Acquagranda di Livigno al termine della seduta mattutina, quindi almeno per il momento, salvo indicazioni da parte dell'ufficio stampa, e come sempre ringraziamo, doppia seduta di allenamento mattina e pomeriggio. Nel corso della seduta pomeridiana, o meglio, abbiamo già parlato di quella mattutina, nel corso della seduta pomeridiana esercitazioni specifiche per reparti e lavoro aerobico, poi focus su combinazioni offensive e situazioni di gioco in inferiorità numerica, così scrive il sito ufficiale del Palermo, palermofc.com. E allora andiamo a proseguire con quelli che sono i vostri commenti. Qualcuno ci aveva chiesto anche che formazione ci si può aspettare a Brescia. Ancora un cantiere più che aperto, quello del Palermo. È una squadra che naturalmente deve ancora rinfrescarsi, tra virgolette. Sono usciti 2 giocatori quasi ufficialmente, direi ufficiosamente, altrettanto ufficiosamente ne stanno per arrivare 2, quindi di Nicolau e Henry. Vedremo anche quali saranno le prossime situazioni, ma naturalmente c'è tutta l'estate, siamo all'11 luglio, deve ancora arrivare il festino che tra l'altro arriverà lunedì, quindi il tempo non manca per scoprire le voci di mercato. Alberto Di Bella ci chiede: ma per quanto riguarda gli esterni attacco, come stai vedendo Insigne? Si cercherà qualcuno con caratteristiche diverse, qualcuno che salti l'uomo magari? Sulle capacità di saltare l'uomo da parte di Insigne io non sarei così negativo, perché comunque è un giocatore che, come Di Francesco, come tutti i giocatori di estro, devono essere messi in condizione di poter performare negli ultimi 30 metri, che è il loro regno fondamentalmente. Quindi da questo punto di vista Roberto Insigne, Federico Di Francesco, anche Checco Di Mariano, perché no, e anche Filippo Ranocchia, seppur parta da posizione centrale, sono tutti giocatori che il Palermo può ritrovarsi. Insigne, a mio parere, e questo probabilmente è un'opinione non del tutto popolare, potrebbe essere il vero acquisto del Palermo nella prossima stagione, perché è un giocatore che l'anno scorso, tranne i fuochi iniziali, il gol alla Feralpi, non è praticamente mai sceso in campo, e questo per il Palermo è un grande problema. Alessia Alfano, dopo aver parlato di clonazioni, scrive: ciao Francesco, una curiosità, secondo te in caso Brunori restasse e arrivasse Henry, arriverà una terza punta? Se sì, che tipo di giocatore ti aspetteresti? Un giovane o un altro scafato della categoria? Questa è una chiave di lettura molto interessante, perché noi qua parliamo di arriva Henry, va via Soleri, potrebbe andare via Brunori. Non è detto che possa andare via Brunori in presenza di Henry, e comunque portare il Palermo ad acquistare un'altra punta, perché il Palermo potrebbe tranquillamente giocare col 4-3-1-2, perché è uno dei moduli che è nelle corde di Alessio Dionisi, lo ha provato spesso e volentieri quando allenava l'Empoli, quindi è uno stile di gioco, è un vestito che ben si addice alle sue squadre, quindi occhio anche a questa situazione. Per rispondere all'ultima domanda, che attaccante ci aspettiamo? In questo caso mi aspetterei un giovane, in questo caso potrei non escludere, qui la dico grossa, la permanenza di Giacomo Corona, che sotto lo scudo protettivo e del suo allenatore e di 2 attaccanti di grande categoria e di alta categoria come Brunori e Henry sicuramente potrebbe crescere, potrebbe ritagliarsi il minutaggio. Del resto a livello primavera negli ultimi 2 anni è stato uno dei più forti, se non il più forte, fatta eccezione forse per un altro ragazzo siciliano, ovvero sia Flavio Russo, che ha vinto lo scudetto da protagonista col Sassuolo, sempre legato al fil rouge di Alessio Dionisi. Massimo Benigno: potete raccontarci le condizioni di Stulaz, visto che Dionisi lo considera utile a centrocampo ma non ha mai dimostrato nulla, semmai una perla su calcio di punizione? Per Stulaz vale il ragionamento che vale anche per altri calciatori, ovvero sia gente che deve riscattarsi. Nel caso di Stulaz c'è una situazione un po' diversa, perché c'è il nodo fisico, il nodo atletico, è un giocatore che si è pur sempre rotto un crociato 1 anno e mezzo fa, quindi va gestito, va capito cosa può dare al Palermo in tal senso. Vedremo se il Palermo intenderà operare a centrocampo, perché c'è Saric, c'è Gomez, che è un giocatore del quale ci chiede Massimo Benigno, giusto per rispondere alle domande precedenti,
alle domande successive, chiedo scusa, quindi occhio anche a quella che attualmente è una grande presenza di traffico anche in mezzo al campo, oltre che per esempio 3 centrali difensivi. Massimo Begno, che tra l'altro scrive anche Segre capitano via Brunori, naturalmente diamo sfogo a tutte le vostre opinioni e pensieri. Ma per la fascia sinistra si chiede Gianluca Maniscalco a chi stanno trattando. Intanto naturalmente va ratificata la partenza di Giuseppe Aurelio, poi in attesa dell'arrivo di Christopher Lund il Palermo sta valutando delle piste, una su tutte, almeno quella che ci risulta, è quella di Gianluca Di Chiara, palermitano doc, reduce dalla vittoria del campionato con la maglia del Parma, però anche qui si lavora sotto traccia, perché come ha insegnato, e qui mi riaggancio ad Andrea Randazzo, come ha insegnato il caso Pierozzi, De Santis è abile e bravo a lavorare sotto traccia col supporto continuo e costante di Riccardo Bigon, quindi per il momento lavoro di fino da parte del direttore sportivo sia in entrata che in uscita. Alessandro Di Leo torna sul discorso Brunori-Henry, dice possono coesistere, secondo me serve un'altra punta forte fisicamente come Henry, e qui l'identikit di Giacomo Corona da questo punto di vista è perfetto, anche se come sottolinea giustamente Gaetano Lupo Rosso, perdonami, Dionisi è stato chiaro, Corona va in prestito, però staremo a vedere, le vie del mercato come ben sapete sono infinite. Alessio Alfano dice sono d'accordo con te per Insigne ma non solo, secondo me con un nuovo tecnico sono tutti rimessi in discussione, ovviamente tutti i giocatori che hanno valore in B e non hanno reso, per fare degli esempi Saric, Stulaz, appunto Insigne, eccetera eccetera. Roberto Restivo chiede ma Pierozzi se dovesse arrivare prenderebbe il posto di Diakité? Il discorso è molto chiaro, il prendere il posto di a Palermo è quasi un tabù, quasi un discorso, come dire, se abbiamo preso un terzino destro e ne avevo già uno in casa, allora vuol dire che uno gioca ben panchina. L'idea di Dionisi, che è stata ribadita da Peda, da Gomis, anche dallo stesso De Santis, il discorso ormai annoso della Rosalunga è proprio questo, ovvero sia cercare di mettere dentro quanti più o comunque le cosiddette coppie le coppie di giocatori pari ruolo che devono e possono coesistere per dare una possibilità in più ad Alessio Dionisi, che può, come si suol dire in questi casi, girarsi in panchina e trovare delle alternative di qualsiasi tipo e in qualsiasi situazione di punteggio. Intanto chiedo scusa, ma un po' se vi ricordate vecchie ruggini tra gli insetti e me, che sono dai tempi di Ronzone, che si riproducono e tornano purtroppo a dar fastidio. Siete veramente in tanti che ci state ponendo delle domande. Il discorso relativo a Pierozzi lo abbiamo già spiegato, il discorso relativo a Gomes o Gomes, chiamatelo un po' come vi pare, del resto c'è Gomis, c'è anche Gomes, tanto per non farsi mancare neanche gli scioglilingua. Claudio Gomes è uno di quei giocatori che sempre nell'ottica del 4-2-3-1, 4-3-3, dipende sempre dalla posizione di Ranocchia, può rappresentare un giocatore importante, anche perché Dionisi non ha mai dato l'impressione di essere un tecnico che vuole, per carità, lo ha avuto più volte il regista, non dimentichiamoci che nella scorsa stagione c'era un giocatore a mio parere sopraffino come Maxime Lopez nel Sassuolo, quest'anno ad esempio nel Sassuolo c'era Mateus Henrique, il brasiliano, a dettare i ritmi del centrocampo, ha avuto anche Locatelli, insomma gli è sempre piaciuto avere il regista, perché è chiaro che un centrocampo ad esempio composto da Segre e uno tra Gomes e Saric sicuramente non sarebbe male, insomma, per quella che è l'intenzione del Palermo di andare a vincere il campionato di Serie B, o comunque essere protagonisti, visto che il mantra è quello, vogliamo essere protagonisti, non si dice l'obiettivo, ma alla fine quello è, quello di provare ad andare in Serie A. Detto questo, chiudiamo il nostro appuntamento, non mezz'ora piena ma comunque un ricco appuntamento di Sportisti The Way. Come sempre vi ricordo l'appuntamento alle 13, alle 18:30, chiudo con Salvatore Peri che chiude Brunori, oggi l'ha fatto un sorriso, Brunori oggi ha lavorato, si è allenato, poi sul discorso sorrisi ci si può tornare. L'invito naturalmente a quello di seguirci sempre sui nostri canali, sempre su Facebook, Instagram, X, TikTok, sul canale YouTube e su www.sportisili.it. Grazie per averci seguito, grazie a Anthony che ci ha dato una mano anche oggi in parte tecnica, a domani!